In merito all'operazione della Guardia di Finanza di Palermo, fatta qualche giorno fa, denominata Non toccate i nonnini, eseguita presso una casa di riposo per anziani, accertando violenze e maltrattamenti fatti ai residenti dalla stessa da parte del personale, interviene oggi il deputato regionale del PD, Michele Catanzaro, che afferma come serve un obbligo di videosorveglianza negli asili e nelle residenze per anziani. L'ARS e il governo regionale valutino un nostro disegno di legge. Per Catanzaro l'accertamento da parte della Guardia di Finanza di numerosi episodi di vessazione e angheria in una casa di riposo di Palermo con gli ospiti costretti a vivere in uno stato costante di soggezione e paura ci porta a richiamare con forza i contenuti di un nostro disegno di legge che avevamo proposto nell'aprile del 2019, prevedendo l'obbligo di installare impianti di videosorveglianza all'interno di asili e strutture per anziani. Questo, continua Catanzaro, la necessità di tutelare gli anelli fragili e vulnerabili della società, che non sono nelle condizioni di potersi difendere da soli, aveva portato a presentare un'articolata proposta di legge che, alla luce dei recenti fatti di cronaca, merita oggi di essere recuperata. Per questo, afferma Catanzaro, chiedo al Parlamento e al Governo regionale di valutare con la massima attenzione questo disegno di legge che introduce strumenti normativi mirati a tutelare da condotte scellerate bambini, anziani, disabili inermi e nel medesimo tempo dare una certa serenità alle famiglie che affidano i propri cari a strutture educative e assistenza da cui è legittimo attendersi cura e rispetto. Il decreto legge prevede anche percorsi formativi per il personale e ricorda Catanzaro come in materia di privacy una scadenza del 2012 della Corte di Cassazione stabilisce come, qualora i dipendenti abbiano prestato il loro consenso all'installazione di telecamere, non vi sarebbe alcuna violazione del diritto alla riservatezza, ponendo così un punto di equilibrio tra la tutela della privacy dei soggetti ripresi dalle videocamere e il valore della sicurezza, tali da garantire ai soggetti più vulnerabili. La norma prevede inoltre che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza debba essere effettuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Un ulteriore punto sta nell'articolo 4 che stabilisce come, a decorrere da 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'installazione dei sistemi di videosorveglianza entra a far parte dei requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Regionale ed è un requisito indispensabile per ottenere e mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle strutture private richiedenti. Su una materia così delicata e complessa, conclude il parlamentare del PD Michele Catanzaro, bisogna avere e assumere scelte politiche, civili, immediate e responsabili. Non basta diffondere attestati di solidarietà o dichiarazioni cariche di indignazione, ma occorre agire nel più breve tempo possibile con nuovi strumenti legislativi.